Sembra essere quasi tutto pronto per iniziare, le due squadre iniziano ad entrare in campo e di conseguenza, amici sportivi, benvenuti e bentrovati al velodromo Paolo Borsellino di Palermo in una giornata abbastanza nuvolosa e piovosa. Ciò certamente non ferma il calcio e di conseguenza non ferma neanche TF Academy Palermo, match valido per il campionato allievi regionali Under 17. Le due squadre si preparano ad entrare in campo. Nel frattempo iniziano anche ad accendersi le prime luci al velodromo, dato che il cielo è coperto da una folta quantità di nuvole. Mentre ci gustiamo l'ingresso delle due squadre in campo, però leggiamo gli uomini a disposizione della TF. Con il numero 1 abbiamo Veliu Reiland, con il numero 2 Cangemi Andrea, con il numero 3 Pisano Federico, con il numero 4 Niceta Francesco, con il numero 5 La Padula Raffaele, con il numero 6 Cassataro Flavio, con il numero 7 Camilleri Gianluca, con il numero 8 Sarro Matteo, con il numero 9 Troia Paolo, con il numero 10 Costa Giuseppe, con il numero 11 Bronzino Aleandro, con il numero 12 Verdicaro Mario, con il numero 13 Schizzano Mattia, con il numero 14 Civiletti Andrea, con il numero 15 Sistori Davide, con il 16 Gilia Giuseppe, con il 17 Villardita Samuel, con il numero 18 Mancuso Elias Marco, con il numero 19 Bosco Antonino e con il numero 20 Manzella Antonino. Quasi tutto pronto per iniziare. Adesso ci sarà il consueto lancio della monetina, dopodiché le due squadre si inizieranno a disporre in campo e si aspetterà soltanto il fischio di inizio da parte del direttore di gara. TF come di consueto in maglia nero-rosa, gli ospiti dell'Academy invece in bianco-azzurro. Nel frattempo la squadra di casa si chiude in cerchio per caricarsi prima dell'inizio della partita. Adesso è veramente quasi tutto pronto per iniziare il match. Il primo pallone toccato sarà dell'Academy Palermo. Si aspetta solo il fischio di inizio da parte del direttore di gara per poter iniziare. Fischio d'inizio che arriva proprio adesso. Siamo pronti per TF Academy Palermo. Prova subito a proporsi l'Academy, recupera il pallone la TF che già subito con la palla tra i piedi del numero 9 prova a farsi pericolosa. Abbastanza scivoloso il campo, come detto prima. E continua incessantemente a piovere sul velodromo Paolo Borsellino, non rendendo certamente la vita semplice alle due squadre in campo, che dovranno subito ambientarsi ad un contesto abbastanza scivoloso.
Nel frattempo altra rimessa laterale. Batte Pisano all'indietro verso la Padula, che poi si appoggia a Velio, che torna sulla Padula. Poi ancora Pisano, pallone intercettato dall'Academy, che prova a fare breccia nel muro di maglia nero-rosa, lancio lungo, intercettato da Velio senza particolari problemi. Si appoggia corto ai compagni Velio. Lotta e pressa molto alto l'Academy. Pallone recuperato dal numero 16 della squadra ospite, ci mette una pezza la TF, che recupera il pallone e prova ad allontanare. Palla che poi rotola in rimessa laterale. Ancora possesso Academy, tentato il lancio lungo, traiettoria deviata, sarà ancora una volta rimessa laterale. Rimessa laterale battuta, buona lettura di testa del numero 5 la Padula, che allontana e propizia una ripartenza dei suoi sulla corsia di destra. Continua a galoppare la TF, pallone tra i piedi del numero 11 Bronzino, poi viene allontanato, a sua volta prova a rispondere l'Academy. Lotta per il possesso, ha la meglio la TF, che subito prova a lanciare in avanti. Palla che però non viene stoppata in maniera adeguata, di conseguenza si trasforma in una rimessa laterale per la squadra ospite. Intercetta di testa la TF. Pallone che rotola dalle parti di Ferraro, che allontana con i piedi. Dopodiché punizione in favore dell'Academy, fallo commesso da Bronzino. Ancora pallone tra i piedi dell'Academy. Pressa molto alto la TF e si guadagna una punizione. A guadagnarsela il numero 4 Niceta, che va anche sul pallone per batterla. Scambio con Pisano. Va per battere la rimessa laterale Pisano. Ancora Pisano, si appoggia alle retrovie. Pallone dalle parti di La Padula, si appoggia al compagno sulla corsia di destra. Pallone che poi termina fuori, sarà rimessa laterale per la TF. Scambio tra Bronzino e il compagno, che poi sventaglia in aria. E poi pallone che termina ancora una volta fuori. Altra rimessa laterale per la TF, pallone che prova ad infastidire in aria, poi tentato il tiro da fuori aria, che non trova però lo specchio della porta. Nessuna particolare preoccupazione per Ferraro, che recupera il pallone e si prepara per la rimessa dal fondo. Battuta corta, poi lancio lungo. Ancora lotta di possesso tra le due squadre. Alla meglio l'Academy, che prova a sfondare sulla corsia di destra. Legge bene la difesa della TF, che allontana.
che può provare a ripartire. Pallone tra i piedi del numero 9 della TF, che prova a farsi spazio, a servire i compagni in mezzo. Palla ancora tra i piedi di Troia, che poi va verso la porta. Facile per Ferraro, che afferra con le mani e poi lancia lungo per i compagni. Va per intercettare il pallone Camilleri e opta per il lancio lungo ancora una volta facile tra le braccia di Ferraro. Aggancia ancora una volta il pallone la TF e può provare in qualche modo a ripartire. Servito il compagno sulla corsia di destra, che può adesso guadagnare metri. Scambio sulla corsia di destra, pallone servito in mezzo, che però non riesce a trovare i compagni in aria. Palla un po' imprecisa, probabilmente condizionata anche dalle situazioni atmosferiche. Inizia a soffiare anche un po' di vento qui al velodromo Paolo Borsellino. Il pallone bagnato certamente non aiuta altrettanto. Nel frattempo palla che finisce tranquillamente tra i piedi di Veliu, che gioca un pochettino con l'avversario e poi lancia lungo. Palla però intercettata dall'Academy. Lotta aerea tra le due squadre per il possesso, ha la meglio l'Academy, che prova a farsi in avanti. Buonissima lettura da parte della difesa della TF, che non si lascia trovare impreparata e che prova subito a ripartire. Pallone in aria, a servire Bronzino, che lotta per il possesso e poi ci mette una pezza Ferraro tuffandosi e appoggiandosi poi subito sul compagno più prossimo alla destra. Pallone tra i piedi della TF. Si ripartirà da una rimessa laterale in favore della squadra ospite. Rimessa laterale battuta. Si fa vedere presente lì davanti la TF. Pallone che va a sbattere sul numero 10 nero-rosa, poi si appoggia ai compagni. Pallone che viene sventagliato in aria. Buona lettura da parte della difesa dell'Academy, ma attenzione, ancora possesso TF, che con Camilleri prova a ritagliarsi uno spazio per servire i compagni in mezzo e poi palla che viene allontanata dalla difesa della squadra ospite. Si va a recuperare il pallone e si ripartirà da una rimessa laterale in favore della TF. Va Camilleri, che serve poi il compagno che scivola, favorendo la ripartenza dell'Academy, che continua a guadagnare metri sulla corsia di destra. Poi spintone abbastanza vistoso, vola il primo giallo del match ai danni di Pisano. Il direttore di gara costretto ad uscire il primo cartellino del match a neanche 10 minuti di gara. Spintone a due mani sulla schiena, che ha di fatto interrotto la ripartenza avversaria. Vola dunque il primo giallo ed arriva anche la prima punizione interessante del match. Sul punto di battuta il numero 10 dell'Academy, Giordano. Si prepara alla battuta Giordano. Pallone che va a finire in aria, allontanato di testa dalla TF.
attenzione, ancora un altro tentativo d'assalto da parte dell'Academy, poi TF può provare a ripartire, lotta sul pallone della squadra nero-rosa, poi allontana l'Academy in qualche modo, ma ancora pallone interessante per la TF, intervento ritenuto regolare da parte del direttore di gara. Rimane per qualche secondo a terra Bronzino, poi si rialza, fortunatamente nulla di grave, si riparte da una rimessa laterale per la TF comunque. Pallone che finisce dritto in aria, poi viene allontanato da Mbou. Ancora Camilleri a battere la rimessa laterale, poi pallone in mezzo, non riesce a colpire bene la sfera Niceta. Palla dunque che termina in rimessa laterale in favore dell'Academy. Nel frattempo 12° minuto di gioco, ancora 0-0 il risultato al velodromo Paolo Borsellino tra TF ed Academy Palermo. Match giocato in delle condizioni atmosferiche non affatto semplici, continua infatti a piovere sul velodromo Paolo Borsellino, piove già da diverse ore, il campo è abbastanza scivoloso, il che certamente non rende la vita facile alle due squadre. Nel frattempo pallone interessante che però viene allontanato dalla difesa dell'Academy, che prova in qualche modo a ripartire. Buona lettura da parte della difesa della TF che a sua volta può rispondere. Palla tra i piedi di Niceta che si appoggia al compagno sulla corsia di destra. Poi sventagliata a cercare i compagni proposti in avanti. Buona lettura di testa da parte dell'Academy. Ancora pallone tra le gambe di Pisano che può provare a crossare in mezzo e lo fa, non trovando però i compagni. Academy che lotta per mantenere il pallone fuori. Rimessa laterale per la TF, altro pallone in mezzo, poi contatto abbastanza vigoroso in aria, tutto regolare per il direttore di gara. Intervento in scivolata che però non riesce nell'intento di strappare il pallone all'Academy, che a sua volta prova a rispondere con un lancio lungo servendo il numero 19 per la squadra ospite. Veliu esce e raccoglie il pallone con le mani, dopodiché si appoggia alla padula per ricominciare. Palla tra i piedi di Pisano adesso che lancia lungo dalle parti del numero 7 Camilleri, riesce ad arrivare sul pallone e a guadagnarsi un calcio d'angolo. Si va dunque per il calcio d'angolo. Alla battuta va il numero 4 Niceta. Calcio d'angolo battuto corto, scambio ancora una volta con Niceta che ributta il pallone in mezzo e poi palla che viene allontanata. Sarà ancora una volta corner. Chiedo scusa, sarà una rimessa laterale molto vicina alla zona del calcio d'angolo, poi trattenuta abbastanza vistosa. L'arbitro però lascia correre e questo premia l'Academy che può provare a ripartire, poi palla che costringe Veliu ad uscire e a calciare lontano. Si riparte dunque da una rimessa laterale in favore dell'Academy. Pallone a cercare i compagni in profondità da parte della squadra ospite. Poi buona lettura da parte della TF che allontana.
Buon recupero dalla parte della TF che può e fa lancia lungo per i compagni in profondità, poi risponde l'Academy e ferma tutto il direttore di gara. Altra trattenuta vistosa, stavolta però l'arbitro fischia il fallo ai danni di Niceta, che subito provvede a battere. Lancio lungo sulla corsia di destra. Disinnesca l'Academy che manda il pallone in rimessa laterale. Rimessa laterale della TF, tentato di mettere il pallone in mezzo, poi palla che rotola nuovamente in rimessa laterale. Rimessa laterale battuta, lotta la TF per accaparrarsi il pallone. Alla meglio però l'Academy che può provare a ripartire sulla corsia di sinistra. La TF però non è dello stesso avviso. Manda nuovamente il pallone in fallo laterale. Ancora pallone tra i piedi della TF che si guadagna una rimessa laterale in zona avanzata, poi pallone sventagliato in mezzo da Bronzino e tenuto in campo dall'Academy che allontana, ma ancora palla tra i piedi della TF che può provare ad affondare per vie centrali. Riesce nuovamente a recuperare il pallone l'Academy e con il lancio lungo di Ferraro allontana sì, ma concede la rimessa laterale alla TF che va con Gangemi a batterla. Rimessa laterale battuta. Pallone lungo, intercettato di testa dalla TF. Poi pallone che rimbalza, ancora una volta facile tra le braccia di Ferraro, che lancia lungo. Ferma tutto il direttore di gara per qualche contatto di troppo. Si ripartirà dunque da una punizione in favore della TF. Punizione battuta verso Pisano, poi scambio ancora con la Padula. Aggancia il pallone Costa, poi si appoggia al compagno sulla corsia di destra. Pallone ancora una volta sventagliato in mezzo, ma ancora una volta non riesce la squadra a trovare i compagni in area. Arriva qualche indicazione dalla panchina da parte del mister della TF. Nel frattempo ci si prepara alla rimessa dal fondo. Va per battere Mbow. Altro pallone sventagliato in avanti, non riesce nello stop la TF, contatto che appariva da questa prospettiva falloso, non è dello stesso avviso il direttore di gara e nega il rigore alla squadra di casa. Nel frattempo gioco che prosegue. Mister della TF chiede spiegazioni. Secondo il direttore di gara il fallo era troppo leggero per concedere rigore. Il mister della TF non era dello stesso avviso. Inutile piangere sul latte versato, la TF deve continuare a lottare. Stavolta ha fischiato il fallo ai danni della squadra di casa.
Ancora una volta Niceta sul pallone a battere. Niceta va per battere corto. Ancora possesso TF. Palla lanciata lunga. Continuano a lottare le maglie nero-rosa per accaparrarsi il possesso, ci riescono. Poi palla che finisce tra i piedi dell'Academy, che può provare a lanciare lungo, ci prova. Palla che però va a sbattere su una delle maglie nero-rosa. Si era messo davanti con il corpo Costa. Si riparte dunque da una rimessa laterale in favore dell'Academy. Se va per lanciare lungo, legge bene la Padula che allontana di testa. Poi ancora lotta di possesso a centrocampo tra le due squadre. Rimane a centrocampo a terra ancora Costa, si rialza però. Allontana con i piedi Ferraro. Si riparte da una rimessa laterale in favore della TF. A raccogliere il pallone il solito Pisano che va per battere, poi sventaglia il pallone in mezzo, lotta per assicurarsi il possesso, poi il numero 7 tira e sblocca ufficialmente la partita. Camilleri spiazza Ferraro e porta la TF in vantaggio. TF che dunque sblocca la partita grazie al gol di Camilleri. Si riparte dunque dal risultato di 1-0 al velodromo Paolo Borsellino. TF che decide di affidarsi a Veliu. Cambio gioco dalle parti di Pisani. Va Niceta per il lancio lungo. Va poi Ferraro ad accompagnare il pallone fuori. Rinvio lungo, intercettato di testa dalla TF che può provare a ripartire. Ancora possesso TF. La Padula si affida ancora una volta a Veliu. Pallone sulla corsia di destra. Prova a galoppare la TF. Palla che però viene recuperata e poi nuovamente riagganciata dalla TF che può provare a sfondare le linee difensive della squadra ospite. Niceta opta per il cambio gioco. Poi spizzato il pallone di testa verso l'aria, non trova però nessuno dei compagni Niceta. Ferraro abbraccia il pallone con le mani e dopodiché opta per il rinvio lungo. Legge bene di testa Pisano. Niceta si appoggia al compagno, poi palla ancora tra i piedi di Pisano. Poi
Camilleri prova a servire il compagno in mezzo, palla che però termina facile tra le braccia di Ferraro, che poi opta per il lancio lungo. Si ripartirà da una rimessa laterale in favore dell'Academy. Lotta sul pallone la TF, che si appoggia poi alle retrovie. Dopodiché lancio lungo a cercare il numero 9 Costa, che lotta sul pallone e stavolta però arriva il calcio di rigore. Trattenuta abbastanza vistosa, che regala il tiro dagli 11 metri alla squadra di casa. Prova a protestare l'Academy. Il direttore di gara però è abbastanza irremovibile nella sua posizione. Arriva dunque il calcio di rigore. L'arbitro dà il via e arriva il secondo gol che allunga ulteriormente le distanze. Non sbaglia dal dischetto Troia, che trova il gol del 2-0. Match che subito riparte. Squadra di casa che allunga ulteriormente le distanze, raddoppia il vantaggio e si impone sin dal primo tempo. Match che si fa sempre più in salita per l'Academy. Nel frattempo si riparte da una rimessa laterale battuta dalla squadra ospite. Altro pallone interessante, messo lì davanti, serve i compagni in mezzo Camilleri, poi si ritrova tu per tu con il portiere Costa che non sbaglia e fa il gol del 3-0. Anche il capitano della TF si unisce alla festa gol di questo primo tempo. Quasi 30° minuto, 3-0 il risultato tra TF ed Academy Palermo. Un risultato molto pesante per la squadra ospite, che deve certamente mantenere alta l'intensità, non lasciarsi scoraggiare dal risultato favorevole e provare a riagganciare quantomeno il pari, uscire con un punto dal campo. Subire 3 gol però nei primi 30 minuti non deve essere certamente semplice a livello psicologico, la squadra però deve mantenersi forte. E subito si propone lì davanti, infatti l'Academy che viene fermata in maniera non fallosa secondo il direttore di gara. TF che dunque va per lanciare lungo, lotta sul pallone il numero 9. Troia va per guadagnarsi dunque la rimessa laterale in zona avanzata, va Pisano alla battuta della rimessa. Sventaglia il numero 10 in area, pallone che poi sfila dall'altro lato del campo.
Sarà ancora una volta rimessa, stavolta però in favore dell'Academy Palermo. Rimessa laterale battuta. Pallone che rotola dalle parti delle retrovie, che si appoggiano a Veliu. Scambio tra Veliu e la Padula. Ancora palla tra i piedi di Veliu, che poi decide di lanciare lungo verso il numero 10 Costa, che aggancia il pallone e poi serve Bronzino sulla corsia di destra. Palla tra i piedi di Bronzino, che sventaglia in mezzo, non riesce a buttare dentro il pallone Camilleri, non riesce a trovare il tempo giusto. Per mettere dentro la rete il pallone che sarebbe valso il poker della TF. Nel frattempo sistema il pallone Ferraro, che si prepara per la rimessa dal fondo, che va per battere lungo. Intercetta ancora una volta la TF, palla però che rimane tra i piedi dell'Academy, del lancio lungo per i compagni proposti in profondità, prova ad affondare sulla corsia di sinistra l'Academy. Difesa della TF molto attenta, Cassataro che infastidisce il tentativo d'assalto e ci riesce. Poi adesso pallone che termina in rimessa laterale, sempre in favore dell'Academy. Cronometro che segna quasi 33 minuti di gioco nel frattempo. 3-0 il risultato al velodromo Paolo Borsellino. Rimessa laterale battuta. Palla che rimane in aria, lotta la TF per allontanarla e ce la fa. Pallone che termina in rimessa laterale in favore dell'Academy. Rimessa laterale battuta. Altro pallone interessante per l'Academy, che prova a sventagliare in mezzo. Pallone che però non trova la traiettoria giusta, che dunque termina in rimessa dal fondo. La TF si prende tutto il tempo per recuperare il pallone, che poi passa a Veliu. Si ripartirà proprio da lui per la rimessa dal fondo, che viene battuta corta. Palla tra i piedi di Pisano, che scambia con la Padula, che poi torna da Veliu. Veliu che va per il lancio lungo, riesce ad intercettare Camilleri. Poi Pisano va per il lancio lungo verso i compagni proposti in profondità. Allontana il numero 13 dell'Academy Yoboa. Ancora un altro pallone interessante per la TF, fermata in maniera fallosa. Costa si guadagna dunque una preziosa punizione. Tutto pronto per la punizione. Sul punto di battuta va il numero 4 Niceta.
si dispone la barriera dell'Academy. Si aspetta solo il via da parte del direttore di gara per battere il calcio piazzato, via che arriva in questo momento. Vanni Ceta con il pallonetto, ancora pallone lì, Academy che riesce a recuperarlo, poi ferma nuovamente in maniera fallosa la TF e si guadagna un'altra punizione. Ancora sul punto di battuta Niceta, 3 uomini in barriera per l'Academy. Pallone a servire i compagni alla sinistra, poi palla che viene allontanata dall'Academy, rimessa laterale per la TF. Va Pisano alla battuta della rimessa, riesce a recuperare il pallone l'Academy che prova a servire con un filtrante sulla corsia di destra il compagno che si era proposto in zona avanzata. Pallone interessante, sventagliato in mezzo. Poi Academy che riesce a recuperare, direttore di gara che ferma tutto, rimane a terra uno dei giocatori dell'Academy. Va per il rinvio lungo l'estremo difensore dell'Academy. Palla che rotola in rimessa laterale. Ci si avvicina nel frattempo alla fine della prima metà di gara. Siamo quasi al 39esimo minuto di gioco, 3-0 il risultato al velodromo Paolo Borsellino. TF che cala il tris sin dal primo tempo, mettendo la strada che gli si prospetta davanti nel secondo tempo estremamente in discesa. Nel frattempo l'arbitro sanziona un fuorigioco. Si ripartirà dunque da una punizione in favore dell'Academy. Lancio lungo sulla corsia di destra, buona lettura da parte della difesa della TF che manda il pallone in rimessa laterale. Ancora possesso Academy. Prova la squadra ospite a bucare la retroguardia nero-rosa, molto attenta la TF che già prova a ripartire. Lancio lungo a cercare Camilleri, cercato e trovato. Palla tra i piedi di Niceta che serve il compagno che può provare per il tiro e poi palla che scheggia il palo. Ancora una volta Niceta poi cerca il tiro per provare a trovare il tap-in, cosa che però non avviene. Tiro impreciso, non trovo lo specchio della porta, risultato che rimane dunque sul 3-0. Va a recuperare il pallone Ferraro che si assicura che delle condizioni del proprio compagno ne viene fuori
Un piccolo battibecco. Si prepara per il rinvio lungo Ferraro. Lotta di rimpalli tra le due squadre. Continua ad andare forte la TF. Non si lascia certamente inebriare dal vantaggio. Pallone che termina in rimessa laterale. Ancora palla tra i piedi dell'Academy, che prova con il tiro. Velio smanaccia fuori. Concede dunque il calcio d'angolo agli ospiti. Calcio d'angolo battuto, buona lettura da parte della difesa della TF che allontana e manda il pallone dalle parti di Camilleri e poi prova a cambiare tutto, intercetta l'Academy che si trova a tu per tu con Velio che risponde presente e continua a proteggere la porta. Nel frattempo dagli spalti veniva chiesto un rigore in favore dell'Academy, non è certamente dello stesso avviso il direttore di gara che lascia proseguire il gioco nel frattempo. Nel frattempo il cronometro che continua a scorrere, siamo arrivati al 43esimo minuto di gioco. Staremo a vedere quanti saranno i minuti di recupero dati all'arbitro. Altro tentativo d'assalto da parte dell'Academy che non riesce a trovare lo specchio della porta, però Velio dunque che va a recuperare il pallone e si appresta a battere la rimessa dal fondo. Battuta corta, la rimessa dal fondo, poi pallone che va a cercare le maglie nero-rose in mezzo, recupera il pallone l'Academy che ancora una volta si trova tu per tu con Velio, poi l'arbitro ferma tutto per un fuorigioco. Si parte dunque da una punizione che la TF aveva già battuto, però invita a ribattere i compagni nel frattempo e lancia lungo. Ancora un altro scontro a metà campo. Siamo ormai alla fine del primo tempo, staremo a vedere quanti saranno i minuti di recupero dati dall'arbitro. Nel frattempo punizione, battuta lunga, arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara, nessun minuto di recupero in questo primo tempo che termina con il risultato di 3-0 in favore della TF. Pietro Infantino torna sulla panchina del Castrum Favara dopo il breve periodo di mister Terranova al suo posto ed è subito probante l'impegno al ritorno alla guida dei giallo-blu favaresi che dovranno vedersela allo stadio Broccoleri contro una Nissa che a sua volta ha bisogno di tornare a vincere dopo i passi falsi contro Regina e Gelbison. Ciccio Di Gaetano schiera la sua classica formazione a trazione anteriore ma parte forte la compagine di casa con questo calcio di punizione battuto da Tripicchio. Varela viene anticipato in calcio d'angolo.
poi si porta in avanti con Napolitano, la Nissa con questa sgroppata sulla sinistra che viene in qualche modo ostacolata anche da Eccegoyen, poi la palla arriva comunque in mezzo, c'è la girata di Kragl respinta con la schiena da Demin, con la minaccia che viene sventata, poi ottimo pressing ai danni di Megna da parte di Varela, la palla rimane sul lato di sinistra con questo pallone che poi viene messo in mezzo, la respinta sulla conclusione a botta sicura da parte di Piazza. È una partita viva e divertente, si gioca in attacco da una parte e dall'altra, questa volta Kragl col destro, traiettoria velenosa che però si spegne ben lontano dai pali difesi da Lauritano, poi prova a mettersi in propria linea che va a calciare sul primo palo, la palla colpisce l'esterno della rete, poi dall'altra parte anche Varela ci prova con il destro, conclusione dai 20 metri che sorvola la traversa. È un Castrum Favara comunque vivo e vibrante che ci prova con questa conclusione da parte di Demin, bloccata a terra da Castelnuovo, dall'altra parte Nissa con il cross dalla destra, il colpo di testa di Alagna che non riesce ad indirizzare verso i pali, l'attacco però rimane vivo con la Nissa che prosegue con la sua offensiva con Terranova, il quale prova a passare al centro, viene fermato, si continua per il vantaggio e allora conclusione dalla distanza di Marco Palermo che sorvola la traversa. Le immagini passano al secondo tempo con questo attacco da parte di Terranova, il servizio al centro per Palermo che deve inseguire la sfera per però piazzarla di giustezza col sinistro ma non inquadra i pali, insiste la Nissa con il primo tentativo col mancino di Olli Kragl, l'esito lo avete visto tutti e non è all'altezza delle qualità del tedesco. Dall'altra parte prova a mettersi in proprio Piazza, conclusione velenosa a giro col destro, Castelnuovo la mette in calcio d'angolo, poi calcio di punizione di Tripicchio con la palla che sorvola la traversa, insiste il Castrum Favara con questo schema un po' nato dal nulla, dal calcio di punizione con Tripicchio che riesce ad armare il piede di Piazza, il quale va a calciare col sinistro, c'è la respinta, poi tiro dal cuore dell'area di Ferrante, respinge con i piedi alla grande Castelnuovo e la parata che tiene in piedi la Nissa che poi ci prova con questo tentativo dalla distanza di Terranova che sorvola la traversa, poi dall'altra parte Castrum Favara ancora pericoloso con la grandissima giocata di Varela, la palla passa dal centro, non riesce a controllare Privitera e questo è un errore che pesa perché dall'altra parte torna a farsi vedere la Nissa con Ruotolo, giocatona da parte del numero 10 ad armare il sinistro di De Felice, è entrato alla panchina, non c'entra i pali, poi ancora Ruotolo che si mette la squadra sulle spalle, gran giocata sulla sinistra, altro pallone messo in mezzo, la girata di Provenzano che viene lisciata volontariamente da un compagno perché è in fuorigioco, segna la Nissa all'ultimo istante e la vince con la rete di uno degli ultimi arrivati, il classe 91, che realizza un gol fondamentale. La Nissa che torna a vincere e si riavvicina alle primissime posizioni della classifica. Non riparte bene Infantino a Favara. Da Sportisir è tutto. Alla prossima. Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili e benvenuti qui dal video di Marco di Cammarata, benvenuti ai piedi della montagna per Camarat contro Cus Palermo. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Insiste, prova a mettere il mancino al centro, arriva Russo, ancora il numero 11 Russo, prepara il destro, Dolenti, Pierce, il bello di Pierce a favorire l'ingresso di Ferreira Guerrero, si presenta così il 100metrista portoghese e fa rampa finale con Visconti, ma occhio Maurè può andare al centro, Dolenti, Baio di prima a cercare Guadalupo, non è male come idea, ancora Guadalupo, il tacco a cercare Pierce, che magia di Guadalupo e segna Pierce. A Baio, vicino Pierce, ma Baio vuole andare da Guerrero che se ne va, Guerrero anticipato qui all'uscita di Cimmino per via centrali, il 26, ma non è che passa, è buono per Guerrero, l'ha presa in qualche modo qui Cimmino, la camiseta bianco-azzurra con la che arriva adesso al centro, a vuoto Cimmino, traversa piena di Cracchiolo e poi ringrazia Cimmino perché il pallone ritorna da centro Boa per Pierce, c'è Guadalupo che mette il pallone al centro, Pierce spunta, ancora Pierce, lascia lì a Ledesma, cosa si è mangiato qui Matteo Ledesma? Vediamo ovviamente la parte finale, l'azione molto bella, qua riprende palla Osvaldo, può andare quindi lui, Osvaldo contro il portiere, Osvaldo lo salta e deposita il gol, Facundo Osvaldo!
da Mirabelli. Pierce scappa alle spalle della difesa. Pierce stava per far cadere giù lo stadio qui Nacho Pierce. Pallone entrante in aria, atterrato qui. Colombo si prende il calcio di rigore. Va Colombo, buca le mani a Dolenti e trova la rete del 3-1. Testa, la prende Alaimo, ancora Colombo, in velocità, Caminita, in aria, Caminita, bloccato da Dolenti. O può andare Cus al campo aperto, la formazione di mister Zappamigna con la corsa di Russo che se ne va. Russo mette il pallone al centro, Dolenti. Qua, occhio, Pierce arriva, Pierce! Poi il tacco qua di Ledesma, palla per Pierce in aria, Pierce che è in fuori gioco e con il Camerat con Danna che si propone bene lanciando per Pierce, ancora Danna di prima, grande giocata per Cuffaro che insiste in aria, Cuffaro al centro, 5-1 mancato qua da parte del Camerat, incredibile errore in area piccola da parte di Osvaldo. Montelepre lo sbaglia, adesso Russo, Traoré, Dolenti la fa sua, lo tocco di Cracchiolo che poi riprende palla, Cracchiolo in aria, non serve Pierce, c'è Danna al limite, non tira e poi ancora Cuffaro, si accentra Cuffaro in aria, serpentina, calcio d'angolo, ma la palla va al centro dove c'è Pierce, ancora buona, bloccato in maniera regolare, adesso va lontano il Camerat a cercare Pierce che di testa crea una traccia per Osvaldo davanti al portiere, Osvaldo 5-1, scavetto e doppietta per Osvaldo. Occhio a Conè che può ripartire perché qua c'è stata una falla nella fascia mancina del Camerat, può andare Conè, ancora il 15, Conè, doppio passo, Conè fatto impazzire lì la difesa avversaria. Pierce ancora, Pierce stenza, guarda la porta, Pierce colpisce molto male e questo è l'ultimo brivido. Camerat vince e convince 5-1 al Cus che ci ha provato con i suoi giovanissimi. Interviene Antona e spazza il pallone. Lucera tutto all'uomo, Lucera entra in area di rigore, il tiro! Raimondo Lucera con il sinistro, grandissimo gol da parte di Lucera, spettacolo alla cognata, poi Ovosu lancia in avanti a cercare Giorgio Stassi che stoppa un gran pallone, poi prova direttamente la conclusione per pochissimo. La nostra bella Sicilia, intanto Stassi va solo in contropiede, è libero Vega, Stassi fa tutto da solo, Stassi, la conclusione ribattuta e qui evita, anzi no, lì, la nuova Bosu, davanti a cercare il muratore, anzi Licata, il pallone che spazza sul palo, vicino al raddoppio il Gemini, Licata, Lucera, cross in mezzo, poi colpo di testa! Sempre lui, Colli, il raddoppio delle Gemini quando siamo al 45esimo minuto di gioco, che finisce fuori da Sassi, poi Colli guarda la porta, preferisce andare da Lucera, cross in mezzo a cercare Giorgio Stassi nelle casse Termini, allora Olsen spalla alla porta, prova a servire dall'altra parte Agnello, il direttore di gara, va Polito direttamente in porta, De Miere ci mette una pezza, poi la conclusione al volo di Giuseppe Noto, altra grandissima provvidenziale parata, Veca, poi Seiter, ancora Veca, il cross in mezzo, Colli prova a staccare di testa, c'era riuscito Luigi Licata, Veca recupera palla,
entra in area di rigore, ancora Simone Veca, perde l'attimo, l'arbitro fischia un calcio di rigore. È tutto pronto, parte Giorgio Stassi con il destro, centrale, potente, perfetto, 3-0 Gemini. Fa esultare Stassi davanti ai suoi tifosi. Re Giorgio Stassi. Di nuovo il pallone su Lio, ancora Ovosi che scambia con Stassi, ancora Lio che può andare alla conclusione, Stassi in area di rigore, ancora Stassi, la deviazione e poi Licata, la grandissima parata di Avignone. Riceve palla, ora Muratore, scambia con Licata, il cross in mezzo, Stassi ci prova ad andare in anticipo con questo colpo di testa. Tacic, recupero palla del Casteltermini con Noto, riesce a servire Giuliano che guarda la porta, Giuliano rientra, ancora Giuliano, pallone che esce sul fondo. Polito, il cross basso, pallone che passa, e qui l'arbitro che fischia 3 volte, game over al Ferdinando Lombardo di Casteltermini. I Gemini conquistano un'importantissima vittoria. Quasi tutto pronto per ricominciare il match tra TF ed Academy Palermo, valido per il campionato allievi regionali Under 17. La TF ha chiuso il primo tempo con il risultato più che favorevole di 3-0, strada che si fa estremamente in salita per l'Academy, che deve certamente dare il 100 se non il 200% per quantomeno acciuffare il pari. Strada invece ben più semplice per i padroni di casa, che devono però mantenere alta la concentrazione per gestire il vantaggio che, nonostante sia abbastanza evidente, ciò non toglie il fatto che la concentrazione debba rimanere molto alta fino al triplice fischio del direttore di gara. Nel frattempo, a proposito di fischi, si aspetta proprio quello da parte dell'arbitro per poter iniziare il secondo tempo. Fischio che arriva proprio adesso e finalmente possiamo iniziare anche con il secondo tempo di TF Academy Palermo. Subito Bronzino prova a fare male alla squadra ospite sulla corsia di destra, poi tentato il tiro da parte del numero 9 Troia Paolo, che subito si fa vedere presente e subito manda un chiaro messaggio alla squadra ospite. La TF non ha certamente intenzione di mettersi indietro e continuerà con ogni probabilità a mantenere lo stesso atteggiamento arrembante del primo tempo. Nel frattempo un lancio lungo da parte di Ferraro. Si riparte nel frattempo da una rimessa laterale in favore dell'Academy. Pallone che rotola dalle parti della difesa della TF, ma tentativo di sventagliare in mezzo, riuscito, e poi
sventato per un soffio dalla difesa della TF. Pallone tra i piedi di Bellew, che opta per il lancio lungo dalle parti di Bronzino, ci riesce. Dopodiché lancio lungo a cercare i compagni in mezzo, lotta il numero 9 della TF per riacciuffare il pallone. Nel frattempo nella lotta di rimpalli a centrocampo ha la meglio l'Academy, che poi lancia lungo per i compagni in profondità. Numero 11 però vistosamente in fuorigioco, si riprende dunque da una punizione in favore della TF e subito lancia lungo per i compagni, rimane a terra il numero 2 dell'Academy, gioco che però continua a proseguire e arriva un altro tiro che scheggia il palo e poi arriva il gol della TF, però azione clamorosamente interrotta proprio alla fine dal direttore di gara, che inizialmente concede il vantaggio e poi ferma tutto proprio sul più bello. Rimane a terra il numero 2 Luigi Mazza dell'Academy Palermo. La TF non protesta più di tanto, nel frattempo si riparte da una punizione in favore dell'Academy, che a sua volta prova a rispondere sulla corsia di sinistra. Aveva lottato sul pallone Mbow. Si riparte da una punizione della TF battuta dal numero 6 Cassataro, perché lancio lungo, pallone che arriva dalle parti di Bronzino, che poi va per lo scambio con il numero 17 Villardita. Pallone che va a sventagliare in mezzo, ancora possesso TF che prova il tiro, allontanato, ma ancora pallone lì in mezzo. Ancora pallone tra i piedi della TF. Un giocatore per squadra a terra, rimane ancora lì e poi tiro di Bronzino che non trova lo specchio della porta. Attimi di confusione, l'arbitro però ha lasciato correre il gioco. Nel frattempo cronometro che continua a scorrere, siamo al 50° minuto di gioco. Sembra prepararsi un cambio per la TF. Non avevamo menzionato prima il cambio del numero 17 Samuel Villardita. Adesso ad entrare è il numero 20 Manzella Antonino. Gioco che può riprendere dall'area di rigore dell'Academy. Lancio lungo intercettato di testa dalla TF. Il numero 9 serve il compagno sulla corsia di sinistra. Prova a bucare le difese dell'Academy la TF. Pallone che poi va a sbattere sul muro difensivo. Si trasforma in un calcio d'angolo in favore della squadra di casa.
calcio d'angolo battuto corto, poi pallone che sventaglia in mezzo, è tentato il colpo di testa da parte di Lapadula che non trova lo specchio della porta e termina un po' troppo alto. Nel frattempo si prepara un cambio per l'Academy. Ad entrare il numero 9 Furia. Oltre a lui entra anche il numero 3 Mancino. Si parte da una rimessa dal fondo. Per il lancio lungo l'Academy. Tentato il tiro, non particolarmente pericoloso. Forse preso dalla foga Veliu smanaccia in calcio d'angolo, anche se avrebbe potuto lasciare correre. Sarà dunque corner per l'Academy che già batte e tenta il colpo di testa per accorciare le distanze. Però non trova lo specchio della porta, si rimane dunque sul risultato di 3-0 e Veliu si prepara a battere la rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo battuta corta. Lotta di possesso tra le due squadre, alla meglio l'Academy. Poi pallone che rotola dall'altro lato del campo, prova ad avventarsi sul pallone Troia, ci arriva prima però Ferraro che con le gambe allontana in rimessa laterale. Va a recuperare il pallone Villardita che si prepara alla battuta della rimessa. Pallone che viene lanciato in aria. Poi tiro dalla notevole energia, ma dalla non altrettanto notevole precisione, che non trova lo specchio della porta. Altro lancio lungo dell'Academy. Riesce a recuperare il pallone l'Academy, che poi viene fermata in maniera fallosa. Sarà dunque calcio di punizione per la squadra ospite. Nel frattempo altri cambi per l'Academy Palermo. Entrano il numero 4 Scotto e il numero 7 Signorino. Punizione battuta a cercare i compagni in aria, allontana la TF, però si fa cogliere impreparata e prova a ripartire. Pallone tra i piedi di Bronzino. Lancia lungo la TF. Pallone ancora in gioco. Va per lo scatto Troia che lotta sul pallone. Perché Academy che allontana il più possibile, palla che addirittura rotola dalle parti di Veliu, che opta per il rinvio lungo.
Pallone ancora tra i piedi dell'Academy, troppe maglie nero-rosa però. E poi pallone che finisce tra le braccia di Veliu. Che poi opta per il lancio lungo. Ancora Academy prova a farsi strada sulla corsia di destra, palla che poi termina in rimessa laterale. Rimessa laterale battuta, riesce a recuperare il pallone della TF che può provare a ripartire. Il lancio lungo, risponde l'Academy, poi palla che termina ancora una volta in rimessa laterale. Ferma tutto il direttore di gara che va un attimo a colloquio con il numero 4 della TF, Niceta. Si ripartirà da una punizione in favore dell'Academy nel frattempo. Punizione che viene battuta, Veliu non si lascia prendere di sorpresa, avventa il pallone tra le sue braccia e dopodiché lancia lungo per i compagni. Nel frattempo numero 11 dell'Academy che prova a farsi strada, poi viene fermato in maniera regolare secondo il direttore di gara. TF che prova a sua volta a rispondere e a ripartire. Nel frattempo si preparano diversi cambi in casa TF. Altro pallone che vuole provare a prendere di sorpresa le difese della squadra di casa. Altro tentativo fallito da parte dell'Academy di accorciare le distanze. Arrivano i cambi adesso. Entra il numero 15 Sistori, il numero 16 Gilia e il numero 18 Mancuso e anche il numero 14 Civiletti. Nel frattempo rimessa laterale a favore dell'Academy. Lotta sul pallone, lo allontana Cassataro. Poi prova ad avventarsi sul pallone Sarro. Buona lettura da parte della TF che allontana in rimessa laterale, poi ferma tutto il direttore di gara e concede la rimessa alla TF. Rimessa laterale battuta. Altro tentativo d'assalto da parte della TF che si appoggia sul numero 17, pallone che poi viene allontanato. È stato servito molto bene il numero 17 Villardita.
Buona lettura però da parte della difesa dell'Academy, che ha disinnescato il possibile assalto sulla corsia di destra, concedendo però la rimessa laterale alla squadra di casa. Rimessa battuta, pallone in mezzo e palla recuperata dall'Academy che prova ad allontanare, ma attenzione, ancora TF a recuperare il pallone. Poi passaggio con troppa intensità, quella del numero 14 Civiletti. Villardita non riesce ad agganciare il pallone, dunque sarà rimessa laterale in favore dell'Academy. Viene già battuta. Altra rimessa stavolta in favore della TF che subito batte, in modo tale da provare a prendere di sorpresa le retrovie dell'Academy, che però sanno di non potersi più concedere errori. Nel frattempo fallo commesso dalla TF, sarà punizione per l'Academy. Lancio lungo a cercare i compagni in area, intercetta di testa Cassataro, ma attenzione, ancora possesso Academy. Altro pallone che stringe Veliu ad uscire e a smanacciare, poi altro tiro, ancora Veliu risponde presente, tentato un altro tiro, ancora una volta Veliu e poi la difesa allontana in calcio d'angolo. Ottima prova da parte dell'estremo difensore della TF, che continua a mantenere inviolata la propria porta e a farsi trovare presente nel momento del bisogno. Nel frattempo sarà corner in favore dell'Academy. Corner battuto, poi colpo di testa che spizza la traversa e poi pallone che entra dentro. Accorcia le distanze l'Academy. E subito raccoglie il pallone e lo porta a centrocampo. Si apre dunque uno spiraglio di luce per la squadra ospite. Si riprende dunque con il risultato di 3-1 al velodromo Paolo Borsellino. Academy che sembra aver trovato una nuova energia, specie a seguito del gol del 3-1, che deve aver dato una grandissima carica ai ragazzi che sognano di poter riacciuffare il pari. TF che invece deve mostrarsi estremamente concentrata per non farsi prendere di sorpresa. Si riparte nel frattempo da una rimessa dal fondo. Lotta di rimpalli tra le due squadre. Alla meglio la TF che prova ad avanzare sulla corsia di sinistra. Match che assume tutt'altro volto e intensità adesso. Squadra ospite che farà di tutto per dare il 200% in modo tale da poter quantomeno provare a riacciuffare il pari. TF che non può certamente permettersi un ribaltone di questo tipo e che dunque deve mantenere altissima la concentrazione e l'intensità. La partita termina solo quando l'arbitro fischia 3 volte. Per tempo lancio lungo sulla corsia di destra, pallone che però termina fuori. Sarà dunque rimessa laterale per la TF. Altra rimessa laterale per la TF, battuta.
non riesce ad agganciare bene il pallone del numero 14 Civiletti, palla che poi rotola in rimessa laterale. Rimessa battuta, prova a tenere il pallone in gioco Villardita, non ci riesce, dunque altra rimessa laterale per l'Academy che si trova tu per tu con il portiere e poi non riesce a trovare lo specchio della porta, a colpire in maniera adeguata la sfera il numero 5 Lucido. Value nel frattempo va a recuperare il pallone, si prende tutto il tempo a sua disposizione per poter battere, inizia a giocare un pochettino con il cronometro, anche se ancora siamo ben distanti dalla fine del secondo tempo. Ci troviamo infatti al 67esimo minuto di gioco. Mancano più di 20 minuti al termine della gara ancora. Nel frattempo ferma tutto il direttore di gara. Si partirà da una punizione in favore dell'ATF. Nel frattempo altro cambio per l'Academy. Lancio lungo dalle parti del numero 20 Manzella. Pallone però un po' impreciso. Si riparte da una rimessa laterale in favore della TF che prova a sventagliare il pallone in mezzo, attenta però la difesa dell'Academy che con la testa di Lucido allontana. Altro lancio lungo e poi chiamato il fuorigioco da parte dell'arbitro. Attimi di discussione tra il direttore di gara e Manzella. Il gioco però può proseguire. Lancio lungo della TF. Lotta sul pallone il numero 18. Poi prova a servire il compagno in mezzo, Villardita. Era riuscito a recuperare un prezioso pallone Mancuso. Nel frattempo pioggia che continua incessantemente a battere sul velodromo Paolo Borsellino e non concede neanche un secondo di respiro ai ragazzi in campo. Nel frattempo palla che rotola dalle parti delle retrovie della TF che si appoggiano a Value per ripartire. Estremo difensore della squadra di casa opta per il lancio lungo, poi ancora una volta l'appoggio alle retrovie e ancora una volta un altro lancio lungo di Value, intercetta stavolta di testa l'Academy, risponde la TF, poi pallone che termina in rimessa laterale. Battuta la rimessa, poi altra rimessa laterale sempre in favore della TF che va per battere, poi scambio sulla fascia destra,
Pallone impreciso, si trasforma in una rimessa per l'Academy. Nel frattempo arriva un altro cambio in casa TF. Entra il numero 13 Schiazzano Mattia. Come dicevamo prima, si ripartirà da una rimessa laterale in favore dell'Academy. Rimessa laterale battuta. Prova a scattare sulla corsia di sinistra, lucido a servire i compagni in mezzo. Buona lettura da parte della difesa della TF che allontana. Attenzione, ancora pallone tra i piedi dell'Academy, che prova stavolta sulla corsia di destra a far male. Riesce a intercettare il pallone della TF e allontanare. Sarà però rimessa laterale in favore dell'Academy. Ancora lotta per il possesso dalle parti della bandierina. Pallone che poi va all'indietro e termina ancora una volta in rimessa laterale. Rimessa laterale battuta, poi pallone che non riesce a essere colpito in maniera adeguata da entrambe le parti, e poi sfera che rotola tra i piedi di Velio, che poi si cala e raccoglie tranquillamente il pallone, continuando a giocare un pochettino con il cronometro, invitando tutti i compagni a salire. Arriva il lancio lungo di Velio, intercetta però il pallone dell'Academy che può provare a ripartire. Poi intervento abbastanza duro del numero 16 Giuseppe Gilia, che si becca il giallo. Fallo commesso ai danni del numero 11 Caravello. Va sul pallone il numero 8 Renna. Due uomini per la TF in barriera. Va per battere Renna, sventaglia per i compagni in mezzo, poi TF che allontana e prova a ripartire. Palla che rotola in rimessa laterale. Battuta prontamente dall'Academy, che si guadagna ancora qualche metro, sempre in rimessa laterale. Mancino va per battere la rimessa, poi palla affidata alle retrovie. Il pallone lanciato lontano, non trova nessuno dei compagni e termina in rimessa laterale, stavolta in favore della TF. Battuta la rimessa. Fallo commesso ai danni dell'Academy. Sarà dunque punizione che viene subito battuta, in modo tale da provare a prendere di sorpresa le linee difensive della TF, che però si fanno trovare molto attente e recuperano il pallone. Attenzione, ancora lotta per il possesso, qualche strattone di troppo. L'arbitro però lascia correre, il pallone che termina in rimessa laterale.
Lancio lungo della TF, intercettato dall'Academy. E ora TF che può provare ancora una volta l'assalto, allontana però Caravello il pericolo. Altra rimessa laterale, stavolta invece no. Per il direttore di gara il pallone, l'ultimo tocco è stato della TF, sarà dunque rimessa per l'Academy che va per battere. Ferma tutto il direttore di gara. Punizione per l'Academy, da questa prospettiva sembrava un po' l'opposto, il direttore di gara però è di un'idea diversa. Si prepara alla battuta del calcio piazzato il numero 5 Lucido. Arriva il via del direttore di gara, Lucido sventaglia in mezzo per i compagni e poi pallone che entra in rete. Si accorciano ulteriormente le distanze. Match che va sul risultato di 3-2. Academy che sta col fiato sul collo alla TF e accorcia ulteriormente le distanze, portandosi ad un solo gol dal pari. TF che deve mantenere necessariamente lucidità, perché adesso le cose si fanno molto serie. Al contempo Academy che sicuramente proverà a cavalcare l'entusiasmo dei 2 gol. Pallone nel frattempo che rotola dalle parti di Veliu che è costretto a intervenire. Tutta la squadra dell'Academy attorno al direttore di gara a chiedere il rigore. Arbitro che non è dello stesso avviso. Si fanno molto accese le proteste, nel frattempo rimane a terra uno dei giocatori della TF. Intervengono gli assistenti in campo. Gioco ancora fermo. Si riparte nel frattempo da un corner in favore dell'Academy, certamente la squadra ospite avrebbe voluto qualcosa di più
Corner battuto, allontana la TF. Rimessa laterale per l'Academy. Poi pallone che termina sul fondo. Veliu prende la rincorsa e va per battere lungo. Intercetta di testa l'Academy. Poi pallone che rotola fuori. Rimessa laterale per la TF. Pallone in area, poi Ferraro si avventa sul pallone e favorisce la ripartenza dell'Academy, che prova a far male, poi TF che allontana, ma attenzione ancora, pallone tra i piedi dell'Academy e poi fuori gioco fischiato dall'arbitro. Pallone lanciato a lungo da Veliu. Prova a rispondere la TF, che sembra attualmente completamente in balia dell'Academy, che continua ad assaltare la porta. Ci mette una pezza alla difesa, poi guadagna una rimessa laterale. Alla strada per la TF non si fa affatto semplice. Altra rimessa laterale. Ancora una volta intercettata di testa all'Academy. Sarà un'altra rimessa laterale per la TF. Rimessa battuta, ancora una volta letta bene la traiettoria all'Academy, che può provare a ripartire. Ci arriva però prima Villardita che allontana. Ma occhio, ancora pallone tra i piedi dell'Academy. Lascia correre il direttore di gara. Palla che viene poi allontanata ancora una volta fuori. Battuta la rimessa laterale. Pallone che rotola tra i piedi della TF, che allontana. Scontro di gioco a centrocampo, l'arbitro lascia correre. Poi buona lettura da parte della difesa dell'Academy, che può provare a ripartire sulla corsia di destra, rimane a terra nel frattempo uno dei giocatori della TF. Poi Veliu tocca il pallone con le mani, di conseguenza l'arbitro ferma tutto. Richiesto ancora una volta l'intervento degli assistenti.
Rinvio lungo di Veliu. Altro pallone interessante per l'Academy che prova ad accentrarsi, poi tiro troppo debole quello del numero 9 Furia. Facile tra le braccia di Veliu. E rinvia lungo. Ancora un altro pallone mandato in avanti, stavolta però Furia è in fuorigioco. TF che prova a costruire sulla corsia di destra, pallone che però termina fuori, sarà dunque rimessa laterale per l'Academy. Trattenuta alla quale l'arbitro non bada parecchia attenzione, poi altra punizione per l'Academy. Attimi di proteste. Da parte dei giocatori della TF che ritengono il provvedimento non adeguato. Nel frattempo va sul pallone il numero 5 Lucido, che va a servire i compagni in mezzo e poi tempo rimessa dal fondo battuta corto, poi pallone che va a finire tra i piedi della TF che riesce ad allungare ulteriormente il proprio vantaggio, segnando il gol del 4-2 che torna ad allungare le distanze e fa respirare la TF che in questi ultimi minuti di gioco aveva sofferto veramente tanto. Un macigno invece sulle spalle dell'Academy che stava dando veramente tutto per riacciuffare il pari. Gioco che riprende sul risultato di 4-2 nel frattempo. Pallone ancora tra i piedi dell'Academy che però non si perde d'animo e continua ad assaltare la porta. Poi pallone allontanato. Attenzione ancora il numero 21 dell'Academy, prova a lottare sul pallone, poi tenta il tiro, mancando lo specchio della porta. Frattempo cambio per l'Academy. Entra il numero 18 Paternostro. Entra anche il numero 14 Cangemi. Nel frattempo primo minuto di recupero concluso. Si va per la rimessa dal fondo. Veliu prende al solito la rincorsa e batte. Ancora possesso TF che prova a farsi strada sulla corsia di sinistra. Academy recupera il pallone in maniera regolare. Poi una serie di scontri, l'arbitro lascia correre. Altro lancio lungo dell'Academy.
che non si perde d'animo, passaggio all'indietro alle parti di Velio che poi lancia lungo, riesce ad intercettare l'Academy, pallone tra i piedi del numero 19 che poi cade a terra, lascia ancora correre il direttore di gara, nel frattempo TF che può provare ancora una volta a ripartire e che opta per un altro lancio lungo per le vie centrali, poi Ferraro afferra e lancia subito lungo per i compagni, palla tra i piedi del numero 21 che ancora una volta cade a terra e si guadagna un calcio di punizione. Ci si appresta nel frattempo per il terzo minuto di recupero. Va alla battuta il numero 14 Cangemi. Va alla battuta Cangemi che non trova però lo specchio della porta, palla che dunque termina sul fondo. Continua a scorrere il cronometro, anche il terzo minuto di recupero è concluso. Velio si prende tutto il tempo per andare a recuperare il pallone e posizionarlo per la battuta. Lancio lungo dell'estremo difensore, poi pallone che sfila sulla corsia di destra, ancora possesso TF che lotta per tenere il pallone sulla bandierina, poi qualche trattenuta di troppo. Dunque punizione subito battuta all'Academy e poi erroraccio che chiude ormai definitivamente la partita. 5-2 il risultato al velodromo Paolo Borsellino, una grave incomprensione in casa dell'Academy che ha propiziato il gol che ormai mette il lucchetto sulla partita. Si riprende dunque con il risultato di 5-2. Pallone che poi rotola in rimessa laterale. Siamo quasi al quinto minuto di recupero. L'arbitro continua a far giocare. Poi altro lancio lungo. Altro pallone, stavolta alle parti del numero 18 della TF. Poi stavolta non si fa cogliere di sorpresa la difesa dell'Academy che prova ad allontanare, ma attenzione, ancora pallone tra le gambe della TF. Poi ferma tutto per fuorigioco il direttore di gara. Ancora palla tra i piedi della TF. Altro pallone in mezzo, smanaccia Ferraro per allontanare, ma attenzione, ancora palla in aria. Insiste la TF, poi cross in mezzo, ancora una volta Ferraro allontana con le mani, poi allontanata e arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. Termina con il risultato di 5-2 il match tra TF ed Academy Palermo, valido per il campionato allievi regionali Under 17.